Полах твоя, вейшама Buon pomeriggio. Dopo esserci occupati di storia ebraica e dei testi sacri della tradizione ebraica, oggi affrontiamo una questione abbastanza scottante, cioè la risposta alla domanda chi è ebreo. Dal punto di vista religioso la risposta è molto semplice. È ebreo il figlio di madre ebrea o il convertito secondo l'Halakha, cioè secondo la normativa religiosa. Questo però pone già un problema, perché è abbastanza chiaro cosa voglia dire essere figlio di madre ebrea. Ma quando ci si converte, chi stabilisce le regole per la conversione? La questione di chi sia l'ebreo, che cosa sia l'identità ebraica, è una questione che delinea il mondo ebraico contemporaneo, ma ha delineato il mondo ebraico in tutta la sua plurimillenaria storia. L'ebraismo non è mai stato un monolite, l'ebraismo è sempre stato ed è ancora oggi piuttosto una galassia o una costellazione. Pensate per esempio agli ebraismi dell'epoca di Gesù, a quanto fossero variegati. Un noto intellettuale ebreo italiano scomparso nel settembre dell'anno scorso, Amos Luzzatto, amava dire che l'ebraismo è sempre l'ebraismo di qualcuno e quando quindi ci occupiamo di ebraismo dobbiamo fare riferimento a persone diverse e a vari modi di essere ebrei. Proviamo allora a capire quali sono le correnti dell'ebraismo contemporaneo. Possiamo distinguere delle correnti che possiamo chiamare ultra-ortodosse, chassidiche, delle correnti ortodosse o neo-ortodosse, delle correnti conservative e delle correnti riformate. E poi nell'ebraismo esistono delle correnti non rabbiniche, che sono rappresentate per esempio dai Caraiti, dai Samaritani, dai Falashim, cioè gli ebrei etiopi. Ciò che distingue queste correnti tra di loro essenzialmente è il modo in cui viene letto il testo sacro. Per usare una parola un po' difficile, l'ermeneutica, il criterio di interpretazione dei testi. Da qui derivano differenze grandi e piccole, alcune molto evidenti, altre meno evidenti, ma il punto di riferimento di fondo, come già sappiamo per l'ebraismo, è sempre la Torah. Il problema però è come si legge la Torah. L'ebraismo chassidico, che a volte definiamo anche ultra-ortodosso, è tra queste correnti la più antica, almeno tra le correnti rabbiniche, perché l'ebraismo chassidico nasce nella prima metà del Settecento in Podolia, una regione geografica che oggi si trova in Ucraina, e poi da lì si diffonde in Polonia, in Russia, in quasi tutte le comunità ebraiche dell'Europa orientale. Il suo fondatore era Israel ben Eliezer, meglio noto con il nome di Baal Shem Tov, cioè letteralmente maestro o signore del nome buono. Il nome buono è il nome di Dio e Israel ben Eliezer si chiamava così o era definito così perché aveva un legame particolare con il divino, una capacità particolare di invocare il nome di Dio. L'ebraismo chassidico è un ebraismo molto tradizionale, ma che quando nasce presenta anche degli elementi di novità. Anzitutto mette al centro la gioia, cioè l'idea che osservare i precetti debba dare gioia, che per essere dei buoni ebrei si debba avere un'elevata spiritualità, non necessariamente una straordinaria intelligenza. Quindi anche un uomo che non è particolarmente dotto, se osserva i precetti, se prega, può essere un ottimo ebreo. Il chassidismo ha una forte simpatia per la mistica, ma una mistica accessibile a tutti, una mistica potrei quasi dire di massa, a differenza di un ebraismo più tradizionale che invece riserva la mistica appunto solo a persone di elevatissima cultura.
E poi il chassidismo recupera il rapporto con la natura, con la danza, con la semplicità, con la dimensione narrativa. Un riferimento da questo punto di vista possono essere i racconti dei Chassidim di Martin Buber, tradotti anche in italiano, o tutta quella grande massa di letteratura ebraica in lingua yiddish che anch'essa si sta traducendo in lingua italiana. Chassidismo, quando nasce, ha questa idea di ritorno alle origini molto gioiosa, molto spirituale, molto legata all'origine più bella e più profonda dell'ebraismo. Il suo centro è rappresentato dalla figura dello tzaddik, che è un'espressione che potremmo tradurre con il giusto, ma più propriamente lo tzaddik è un uomo pio, un uomo con un'elevata spiritualità, un maestro spirituale, a cui i Chassidim si rivolgono con fiducia per qualunque questione, dalla più piccola alla più grande. Esistono ancora oggi molte corti chassidiche, che si chiamano così perché ruotano intorno alla figura del Rebbe, del maestro, che è più di un semplice rabbino. Praticamente tutti i Chassidim maschi sono rabbini, nel senso che hanno fatto studi rabbinici, ma il Rebbe è qualcosa di diverso. Il Rebbe è un punto di riferimento. Normalmente, quando muore un Rebbe, diventa Rebbe al suo posto suo figlio o, in alcuni casi, il suo discepolo prediletto. E la corte chassidica prende il nome dalla città in cui ha avuto origine. E allora ci sono i Chassidim di Lubavitch, i Breslav, i Satmar e tante altre correnti che forse conoscete anche dalla filmografia o dalle serie Netflix. Oggi la corrente più numerosa e diffusa è sicuramente quella del Rebbe di Lubavitch, che ha il suo centro geografico a Brooklyn, New York, e ha una caratteristica molto particolare. È oggi l'unica corte senza un Rebbe, perché quando è morto l'ultimo Rebbe di Lubavitch, senza lasciare figli, molti Chassidim lo avevano considerato il Messia, e quindi il Messia non può essere sostituito e non è stato nominato un altro Rebbe. Ovviamente questa attribuzione messianica in seno all'ebraismo è stata molto contestata, è stata molto problematica. E questo ci porta a un altro elemento contemporaneo del chassidismo, e cioè che l'entusiasmo delle origini nel Settecento oggi è stato in gran parte superato da una sorta di involuzione nella direzione di una tradizione molto conservativa che pone una serie di problemi su diverse questioni. La seconda corrente è quella ortodossa, o diremmo forse meglio neo-ortodossa. Questa è sicuramente la corrente più diffusa oggi in Italia, anzi è l'unica forma di ebraismo riconosciuta, perché gli ebrei chassidici, che si definiscono come tali, non vengono considerati, diciamo, come una comunità a parte in Italia, e tutta la galassia riformata non viene riconosciuta. Per cui l'organismo che racchiude gli ebrei italiani, cioè l'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e gli ebrei fanno riferimento alle diverse comunità, è un organismo ortodosso. L'idea di fondo dell'ebraismo ortodosso è che il valore della tradizione diminuisca a mano che ci si discosta dal Sinai. Per cui la rivelazione è stata data tutta al Sinai, Torah scritta e Torah orale, come sappiamo, e ovviamente poi ogni generazione ha il suo maestro o i suoi maestri, ma nessun maestro contemporaneo può essere più autorevole di un maestro antico,
perché più i secoli passano e ci si allontana dal Sinai e più la tradizione si annacqua, si sbiadisce. Questo ha una serie di conseguenze. Per esempio, il fatto che le mitzvot, i precetti, vengano rispettati attraverso l'interpretazione rabbinica tradizionale, con delle innovazioni che si possono fare ma con grande cautela e in quantitativo ridotto tutto sommato. Un altro elemento importante è la distinzione precisa del ruolo maschile rispetto al ruolo femminile. Questa distinzione è improntata a una pari dignità, ma a ruoli estremamente diversi. Dal punto di vista religioso, gli uomini hanno un ruolo pubblico mentre le donne hanno un ruolo privato. Naturalmente questo non c'entra nulla con la vita sociale o culturale, dove le donne possono avere ruoli anche di grande rappresentanza, ma nella vita religiosa non hanno un ruolo pubblico altrettanto rappresentativo. L'ebraismo è matrilineare per la definizione che ho dato prima, cioè è ebreo il figlio di madre ebrea. Se in un matrimonio misto, che peraltro non è riconosciuto dall'ebraismo, ma nel caso venisse stipulato un matrimonio misto, non secondo la legge ebraica, a essere ebreo fosse solo il papà del bimbo, il bimbo non sarebbe ebreo. L'ortodossia ebraica dialoga fortemente con la modernità. Questo significa, per esempio, lavorare sulle nuove tecnologie, sui social media, sulla bioetica, con un radicamento però molto forte nella tradizione. E la liturgia viene necessariamente condotta in lingua ebraica. Questo è un elemento oggi abbastanza condiviso dalle correnti ebraiche, ma nei primi secoli della Riforma non è stato così. E quindi giungiamo all'ebraismo conservative e riformato. Queste correnti sono senza dubbio oggi le più diffuse nel mondo, ma paradossalmente forse non sono riconosciute né in Italia né in Israele. La riforma ebraica nasce nel XIX secolo in Germania, si diffonde nel XX secolo soprattutto negli Stati Uniti d'America, perché a seguito della Shoah gli ebrei che non vengono uccisi lasciano l'Europa, diretti soprattutto in America e verso la terra di Israele. Quindi è negli Stati Uniti che abbiamo i principali centri riformati, ma anche chassidici, tutti movimenti che sono nati in Europa, ma che oggi esistono appunto soprattutto negli Stati Uniti. L'idea di fondo della riforma è che l'halakha, cioè la normativa religiosa, abbia una natura evolutiva e quindi anche i precetti, anche l'osservanza dei precetti si possa evolvere. Provo a fare un esempio. Ci sono 39 lavori che sono vietati di Shabbat. Uno di questi è il concetto di lavoro andrebbe compreso in maniera adeguata, perché non si tratta semplicemente di compiere un gesto che produce fatica, ma di sospendere il dominio dell'essere umano sul creato per le 25 ore dello Shabbat. Quindi uno dei lavori vietati di Shabbat è viaggiare, in particolare con oggi dei mezzi a motore. Gli ebrei riformati e conservative accettano però l'idea che si possa utilizzare l'automobile per recarsi in sinagoga se si abita così lontano dalla sinagoga da non poterci andare a piedi. E negli Stati Uniti ovviamente questo può accadere perché le distanze sono molto maggiori di quanto accade in Italia. L'idea è che il sabato è il giorno del riposo, ma se per difendere il riposo di sabato si perde qualcosa che viene considerato più importante, come la preghiera comunitaria, si modifica il modo di osservare i precetti, perché a quel punto il fatto di viaggiare di sabato non è più vissuto come una violazione di un precetto. Naturalmente un ortodosso non accetterebbe mai questo punto di vista, perché lo Shabbat può essere violato solo nel caso, e a quel punto è obbligatorio violarlo, in cui si debba difendere una vita.
Quindi un medico deve lavorare di sabato, bisogna chiamare l'ambulanza se ce n'è bisogno, ma in tutti gli altri casi bisogna organizzarsi in altro modo. Uno degli elementi oggi forse più indicativo e visibile della differenza tra ortodossi e riformati è la questione del rapporto tra uomini e donne. Per i riformati sostanzialmente uomini e donne hanno stessi diritti e stessi doveri religiosi. Questo vuol dire, tra le altre cose, che le donne possono essere ordinate rabbino. La prima donna che venne ordinata rabbino fu Regina Jonas, una donna tedesca nata nel 1902 e morta nei campi di sterminio nel 1944. Molto prima quindi che il dibattito sul rabbinato femminile diventasse una questione diffusa. La questione del rabbinato femminile restò molto complesso anche in seguito dentro le comunità riformate, almeno per qualche tempo. I riformati normalmente riconoscono anche le unioni omosessuali, sempre con l'idea che è possibile ed è anzi doveroso difendere i diritti delle persone nella maniera il più possibile egualitaria, cercando quindi di interpretare in senso evolutivo la precettistica, che ovviamente nel caso dell'ebraismo vieta rigidamente l'omosessualità. Oggi i riformati normalmente pregano in ebraico o prevalentemente in ebraico, ma all'origine del movimento di riforma le lingue usate per il culto erano le lingue locali, quindi il tedesco, l'inglese, a tratti qualcuno propose anche in Italia l'italiano, perché molti ebrei non sapevano più l'ebraico. L'ebraismo conservative o massorti, cui ho accennato prima, è una corrente dell'ebraismo riformato, non ci deve trarre in inganno il nome. Gli ebrei conservative sono conservatori rispetto alla riforma, non in assoluto, e sono infatti l'ala più conservatrice della riforma ebraica. L'ebraismo conservative nasce a inizio del XX secolo negli Stati Uniti come risposta all'idea che l'ebraismo riformato si stesse spingendo troppo lontano dalla tradizione e quindi si dovesse recuperare un po' la tradizione. Se queste sono le principali correnti dell'ebraismo rabbinico, abbiamo già enucleato alcune questioni aperte, alcune questioni che restano fortemente dibattute in seno all'ebraismo. La prima è quella appunto della natura evolutiva dell'halakha e del modo in cui vadano osservati i precetti. C'è una tradizione plurimillenaria che spiega ciò che è scritto nella Torah, che normalmente è molto sintetico rispetto al modo in cui si debba mangiare kasher o al riposo del sabato, eccetera. Allora, come vanno interpretati questi versetti sintetici o un po' criptici? E qui si apre la discussione su cosa voglia dire mangiare kasher. È evidente che agli ebrei è chiesto un'alimentazione particolare, ma questa alimentazione significa semplicemente astenersi dalla carne di maiale e da una serie di altri cibi vietati come i gamberetti e le cozze? O vuol dire non mangiare mai carne che non sia stata shachtata? O non mangiare carne e latticini insieme? Neanche utilizzare stoviglie che siano state stoviglie prima di carne e poi di latte, e quindi non mangiare in ristoranti non ebraici? Capite che c'è una vastissima gamma di possibilità. E lo stesso vale per il riposo del sabato, per le modalità di conversione, per l'obbligo della circoncisione, che non riguarda tanto i bimbi ebrei. Ma cosa accade per esempio di un uomo adulto che si voglia convertire all'ebraismo? Gli si chiede la circoncisione o, visto che circoncidere un adulto potrebbe essere più complicato che circoncidere un bimbo, si può soprassedere? E poi naturalmente la questione della patrilinearità o matrilinearità.
Abitualmente si dice che l'ebraismo è una religione maschilista. Questo non è del tutto vero, ma ci sono nell'ebraismo tradizionale delle differenze di ruoli. Un ambiente in cui sicuramente la donna ha molto più valore dell'uomo è la possibilità di generare figli ebrei. Questa cosa sembra discriminatoria nei confronti dei padri. Allora si può riconoscere un bimbo figlio di padre ebreo, un bimbo che è stato educato in seno all'ebraismo fin dalla più tenera età come ebreo, o bisogna convertirlo? Sono queste le questioni pratiche su cui poi gli ebrei di diverse correnti si confrontano e si scontrano. E un'altra questione fondamentale è il riconoscimento reciproco delle diverse correnti ebraiche. Una grossa questione è quella del matrimonio. Il matrimonio misto tra un ebreo e un non ebreo è vietato. Ma ci sono alcune correnti riformate che sono un po' più tolleranti, perché da sempre nella storia ebraica è accaduto che gli ebrei sposassero partner non ebrei. E che cosa fare di queste famiglie, dei figli di queste famiglie? Accoglierli in seno all'ebraismo oppure no? E poi naturalmente c'è la macro questione dei matrimoni omosessuali. Resta, forse, come dicevo prima, come questione più dibattuta, quella del ruolo della donna. È troppo semplicistico affermare che le comunità ortodosse non si interroghino sul fatto che la differenza di obblighi e di diritti liturgici e religiosi della donna rispetto all'uomo sia qualcosa che sembra non essere più di attualità nel XXI secolo. Se per i riformati fin dall'inizio non è stato così banale accettare le donne al rabbinato, ma oggi non ci sono più grossi problemi, per il mondo ortodosso la questione è decisamente più complessa, ma ci sono delle scuole religiose che formano donne con le stesse competenze dei rabbini maschi e addirittura scuole che danno il titolo rabbinico alle donne. Come questo sia possibile naturalmente è una delicata questione alachica, ma a noi interessa soprattutto perché ci dice di quanto tutti i mondi ebraici, da quello più tradizionale a quello meno tradizionale, siano in fermento e in movimento. Ciò che abbiamo detto finora riguarda l'ebraismo rabbinico, cioè quell'ebraismo che è nato sostanzialmente dal culto del Tempio e poi dalla distruzione del Tempio, dalla centralità della figura del rabbino, della sinagoga come luogo di culto, eccetera. Ma storicamente l'ebraismo rabbinico non è l'unica forma di ebraismo possibile, non è stata l'unica. Ci sono almeno altri 3 ebraismi non rabbinici ancora esistenti, cioè l'ebraismo samaritano, l'ebraismo caraita e l'ebraismo dei Falashim, degli ebrei etiopi. I samaritani sono ebrei discendenti del regno di Israele, cioè del regno del nord. Forse ricordate che quando ci siamo occupati di storia ebraica abbiamo visto come dopo la morte del re Salomone i figli di Israele si sono divisi in 2 regni, regno del nord e regno del sud. Ed è il regno del sud che è andato in esilio a Babilonia, è tornato, eccetera. Gli ebrei del regno del nord, non essendo andati in esilio a Babilonia, non sono stati considerati nel censimento condotto da Esra e Neemia, di cui si parla nel capitolo 7 del libro di Neemia, e quindi da quell'epoca non sono più considerati ebrei legittimi. I samaritani quindi sono, se mi passate l'espressione, degli eretici in seno all'ebraismo dal VI secolo prima dell'era volgare. Non solo, ma nel IV secolo prima dell'era volgare
I Samaritani edificano un proprio luogo di culto sul monte Garizim, presso Sichem, e da quel momento celebrano i loro sacrifici lì. Quindi non celebrano sacrifici al Tempio di Gerusalemme e non vengono toccati dalla distruzione del Tempio del 70 dell'era volgare. Questa data così importante, così simbolica, così problematica per la storia di Israele, non tocca i Samaritani. Samaritani che utilizzano dei testi sacri simili ai testi ebraici, ma il Pentateuco samaritano è un Pentateuco particolare con delle differenze rispetto alla Torah ebraica. È scritta con un alfabeto ebraico particolare e di questo testo esiste anche una versione aramaica. Il Pentateuco samaritano è di estremo interesse per gli storici della Bibbia, perché offre un testo scritto in parallelo alla Torah sostanzialmente che illumina o può illuminare alcuni luoghi oscuri. Benché non siano riconosciuti dalla Rabbanut, cioè dall'insieme dei rabbini come ebrei, sono però riconosciuti dallo Stato di Israele, che consente anche ai Samaritani di usufruire della legge del ritorno, quindi di giungere in terra di Israele e di avere la cittadinanza. E oggi i Samaritani sono circa 1 migliaio di persone concentrate intorno al loro luogo santo sul monte Garizim, che si trova presso Nablus nei territori palestinesi, e nella città di Holon vicino a Tel Aviv. Sul monte Garizim ancora oggi compiono sacrifici, soprattutto in occasione della Pasqua, che non celebrano nella stessa data di Pesach, della Pasqua ebraica. L'altra corrente non rabbinica è quella dei Caraiti. Il nome Caraiti viene dal verbo ebraico kara, che vuol dire scrivere, si riferisce al fatto che i Caraiti accettino l'esistenza della Torah scritta, ma rifiutino la Torah orale, cioè la Mishnah e il Talmud. E siccome ormai sappiamo che la questione fondamentale è il modo in cui si interpreta la Torah scritta, perché anche i cristiani accettano come Pentateuco la Torah, ma lo interpretano con delle chiavi di lettura evidentemente diverse rispetto alle chiavi di lettura ebraica, con chiavi cristologiche. Il fatto che i Caraiti non riconoscano la Torah orale significa che essi interpretano la Bibbia ebraica in un modo diverso da come fanno la maggioranza degli ebrei. Il movimento Caraita è nato a Babilonia verso la seconda metà del VII secolo dell'era volgare, quindi anche in questo caso, come nel caso dei Samaritani, si tratta di un gruppo ebraico antichissimo rispetto ai gruppi intrarabbinici di cui abbiamo parlato prima. E a partire dal IX secolo dell'era volgare i Caraiti si diffondono in Palestina, in Egitto e poi in Lituania, in Crimea, e iniziano, come tutti gli ebrei, a andare in giro per il mondo. Oggi sono circa 17.000, vivono essenzialmente in Israele e negli Stati Uniti e seguono appunto delle usanze particolari. L'ultimo gruppo a cui facciamo riferimento è il gruppo dei Falashim, cioè degli ebrei etiopi. Anche qui abbiamo delle leggende, come per la nascita di tutti i gruppi umani. Tradizionalmente, come ci raccontano il primo libro dei Re, capitolo 10, e il secondo libro delle Cronache, capitolo 9, i Falashim sarebbero discendenti dall'incontro della regina di Saba e del re Salomone. Questo spiega il radicamento nell'ebraismo e la pelle scura, ma questo non garantisce la loro ebraicità, perché se così fosse i Falashim sarebbero figli di un padre, non di una madre ebrea, e quindi non sarebbero riconosciuti rabbinicamente.
È chiaro che dal punto di vista storico sappiamo che le cose non sono andate esattamente così. Forse i Falashim erano discendenti di ebrei provenienti dalla colonia di Elefantina nell'Alto Egitto nel IV secolo prima dell'era volgare o provenienti dallo Yemen e poi si sono stabiliti in Etiopia. Quello che è certo però è che una volta che si sono stabiliti in Etiopia, la loro possibilità di spostarsi e di andare in terra di Israele, in Europa e più tardi nelle Americhe è stata piuttosto ridotta. Quindi hanno sviluppato un ebraismo che aveva radici molto antiche, ma che non conosceva la tradizione dell'ebraismo rabbinico. I Falashim quindi hanno un canone biblico particolare perché il loro canone comprende anche dei testi apocrifi come il libro dei Giubilei o il libro di Enoch. E dal punto di vista religioso questo fa problema. Non fa problema invece dal punto di vista politico perché anch'essi, come Caraiti e Samaritani, usufruiscono della legge del ritorno. Non solo, ma lo Stato di Israele per 2 volte, tra la seconda metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 del secolo scorso, con l'operazione Mosè nell'84-85 e l'operazione Salomone nel 91, lo Stato ebraico, dicevo, andò in Etiopia a prelevare un elevato numero, nell'insieme 30.000 Falashim, per portarli in Israele, per farli sfuggire alle guerre, alle carestie, alla tragica situazione che si viveva lì. Se da un lato questa operazione fu un'operazione salvavita per moltissimi uomini, donne e bambini, fu però un'operazione problematica perché in Israele arrivarono in un tempo piuttosto breve 30.000 persone che venivano da un contesto culturale completamente diverso, che non venivano riconosciuti ebrei per la maggioranza dai rabbini di Israele e che hanno avuto tutti i problemi ad inserirsi che normalmente gli immigrati, purtroppo soprattutto di colore, hanno in qualunque società occidentale. Sono passati diversi decenni, oggi la situazione dei Falashim in Israele è un poco migliorata, ma le differenze permangono. Di tutte queste differenze noi abbiamo una pallidissima eco nell'ebraismo italiano. Questo perché l'ebraismo italiano è un ebraismo con numeri veramente risibili. Gli ebrei italiani censiti sono poco più di 20.000. Ovviamente le persone che in qualche modo si collegano all'ebraismo sono molto di più, perché possiamo considerare da un punto di vista sociologico legati all'ebraismo anche figli di matrimonio misto, che anarchicamente non sono considerati ebrei, o persone che hanno partner o coniugi ebrei e che però non si sono convertite, o genitori di figli ebrei. Tuttavia queste persone dal punto di vista alachico dell'ebraismo ortodosso non vengono censite come ebrei. I numeri sono comunque molto ridotti e fino a oggi l'ebraismo, o meglio lo Stato italiano, riconosce soltanto l'ebraismo ortodosso. Sono però presenti delle comunità riformate in diverse città italiane e delle comunità chassidiche. Questa pluralità interna naturalmente è una pluralità che dà molto da discutere e a un certo punto probabilmente verrà anche riconosciuta. Prima di salutarvi, anche oggi vi do qualche suggerimento di lettura per approfondire questo tema, che è evidentemente un tema molto particolare. E lo faccio partendo da un testo tradotto in italiano ma abbastanza datato, non per questo però meno interessante, curato da Eliezer Ben Raffael, dal titolo in italiano Chi è ebreo? 50 saggi rispondono, edito da Bonanno. La domanda chi è ebreo è la domanda che pose David Ben Gurion quando doveva decidere chi poteva recarsi a avere la cittadinanza in Israele.
Per rispondere a questa domanda Ben Gurion non si limitò a rivolgersi ai rabbini, perché come sappiamo lo Stato ebraico è nato come Stato laico, ma invece rivolse questa domanda a 50 saggi, a 50 personalità del mondo religioso, ma anche del mondo culturale, politico, che vivevano in Israele, che vivevano in diaspora, tra questi Albert Einstein, tanto per citare un nome, che cercarono di rispondere a questa domanda evocando ovviamente una serie di questioni molto ampie legate all'identità. Questo testo ci può dare una mappa nella sua complessità di che cosa voglia dire l'identità ebraica. Un secondo testo molto diverso, perché affonda sulla vita di un singolo essere umano, è il testo di Bruno Segre, Che razza di ebreo sono io, edito da Casagrande. È un piccolo libro scritto da un intellettuale ebreo italiano che si definisce appunto ebreo, laico, italiano, che racconta il suo personalissimo punto di vista sull'ebraismo. Se l'ebraismo è sempre l'ebraismo di qualcuno, ciascun ebreo ha il diritto di raccontare e di spiegare il proprio ebraismo. Per questo il testo di Bruno Segre è particolarmente importante. E poi un testo curato da Massimo Giuliani, Il giudaismo conservative, edito da Morcelliana, che ci spiega questa corrente dell'ebraismo, questa corrente un po' più tradizionalista dell'ebraismo riformato, traducendo i suoi testi fondativi, ma anche spiegandoci come è nata in seno all'ebraismo riformato questa corrente e che cosa c'entrino con questa nascita le ordinazioni rabbiniche e la scelta di mangiare o meno gamberetti e frutti di mare. Ci vediamo la settimana prossima per trattare di un altro argomento particolarmente complesso, ossia la centralità della terra di Israele. הלכתי ביער